Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 20 del campionato di Serie C1 Gironi A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Don Bosco Bonifato. Ora regala il pallone su Gianne, avanza, può calciare Rico su Gianne, Azzarello! Palla in verticale, sbaglia tutto, quindi Ricotta, calcia, deviazione! E poi quasi frega Morrione. Lotta la Uguati, va giù Ricotta, non c'è nulla, la Fiora, Azzarello, poi la Fiora ancora, la palla rimane lì. Oliva sceglie la velocità, possiamo dire che il Bonifato sta gestendo meglio la palla, però la cosa che vuole il palo non è avuto. La Fiora, Nicchia sotto nuovo, Nicchia, la varca, Nicchia, può attaccare Nicchia, secondo palo, la Fiora! E se l'è divorato qui la Fiora. Lucchese, apertura, Nicchia può calciare, Nicchia, Azzarello, poi non arriva a calciare Lucchese con Cina. Scambia con Filippi, Chinnici, Filippi ancora! E trova il gol Filippi! La Fiora mette la palla complicata, Lucchese, il taglio di Lopez, Azzarello, impressionante quello del Palermo. La giù Cina ma non c'è nulla, su John si continua, su John, sul sinistro, si chiude forse un po' troppo e dentro Lucchese, Azzarello! La Fiora cerca col mancino, palo ancora! Trona prende palla col mancino, avanza per Oliva, Morrione sul primo palo, Loguati su Dorio, regala il pallone, la Fiora! Il capitano vedo la Fiora, fa 1-1 sul regalo di Dorio però, che forse non aveva visto arrivare l'attaccante. Per Ricotta che è molto veloce, Ricotta punta, Chinnici va sul destro, lo finta ancora, Ricotta destro, Ricotta! Un gol fantasmagorico perché buca pure Morrione nel 4-1. Azione di Ricotta, Lucchese sceglie la porta, Dorio, Lucchese, Azzarello sul palo, un po' chiaramente che fa bene e la palla qui per Restivo, Morrione, Trona con la punta e questa palla non entra veramente per pochissimo. Ma Chinnici, schema per la Fiora, Azzarello ancora, si lo ferma, che partita per Chinnici, apertura, la Fiora, calcio, la palla va fuori di pochissimo, Fiora, sbaglia la Fiora, poi la terra, Lucchese, Azzarello, poi Restivo, Oliva dovrebbe calciare, vediamo, non c'è portiere, la può chiudere